Napoli-Juventus, domenica andrà in scena allo Stadio Maradona il big match della 27ª giornata di Serie A. Notizie dell'ultimo minuto per il Napoli, formazioni e dove vederla in TV e streaming. Comunicato all'ultimo minuto, rebus in difesa e a centrocampo per Calzona. Domenica sera al Maradona andrà in scena Napoli-Juventus. Si tratta con ogni probabilità di una delle gare più attese dell'anno, nonostante le due squadre siano abbastanza lontane in classifica. La Juventus occupa ora la seconda posizione in classifica. Alle spalle dei bianconeri c'è il Milan, che ieri grazie alla vittoria contro la Lazio si è portato ad un solo punto di distanza. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno ritrovato la vittoria la scorsa giornata, in casa contro il Frosinone, uscendo da un periodo piuttosto negativo. Il Napoli invece è reduce dal recupero della 21ª giornata. Gli azzurri allenati da Calzona hanno sfoderato forse la miglior prestazione stagionale, portando a casa uno straordinario 1-6, che a prescindere dal valore dell'avversario dà morale per affrontare con maggiore serenità il prosieguo di stagione. I dettami tattici dell'attuale CT della Slovacchia sono ben chiari. Il Napoli deve tenere il pallone tra i piedi e comandare il gioco. E ovviamente anche contro la Juventus l'obiettivo sarà questo. Ma come ben noto la squadra di Massimiliano Allegri fa della solidità difensiva la sua arma più importante e potrebbero essere favoriti qualora la gara si giocasse sul piano fisico. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Mattino, Calzona non recupererà Ngonge, che praticamente è out dal primo giorno di insediamento del nuovo allenatore azzurro. All'attaccante ex Verona si aggiunge però un altro infortunio. Calzona infatti non potrà contare su Caiuste, anche lui fermo ai box per infortunio. In difesa c'è l'oramai consueto ballottaggio Mario Rui Olivera. L'uruguaiano parte leggermente in vantaggio, favorito dalle doti fisiche che lo contraddistinguono. Sull'out mancino ci sarà da duellare con Cambiaso, fonte di gioco importante dell'11 bianconero. Fondamentali i suoi cross per gli attaccanti. Quindi il fisico di Olivera potrebbe far comodo. Napoli-Juventus, le probabili formazioni, pochi dubbi dal centrocampo in su. Il quotidiano riporta inoltre che Zielinski scalpita per una maglia da titolare. Regge ancora il ballottaggio con Traoré, che ha fatto molto bene a Reggio Emilia. In attacco non dovrebbero esserci sorprese. Eventualmente l'unica differenza rispetto al Sassuolo può essere l'inserimento di Raspadori al posto di Politano. La probabile formazione completa degli azzurri: Napoli 4-3-3, Meret, Di Lorenzo, Ramani, Ostigard, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia, Calzona. La sfida tra Napoli e Juventus di domenica alle 20:45 sarà trasmessa in TV e in streaming da DAZN sulla app e sul sito ufficiale dell'emittente. Per chi possiede anche l'abbonamento a Sky le immagini saranno visibili anche sul canale 214 del decoder satellitare. Chi vincerà? Il Napoli o la Juventus? Lasciaci il tuo pronostico nei commenti e continua a seguirci per le ultime notizie sul calcio. Grazie per esserti unito a noi appassionati di calcio e ricordati di condividere il tuo pronostico per questa partita cruciale. Forza Napoli sempre!